Il Consiglio Comunale di San Zenone degli Ezzelini ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, confermando la stabilità dell'imposizione fiscale e il mantenimento del livello dei servizi. Nonostante il difficile contesto economico e i tagli previsti dalla finanziaria per i comuni, l'assessore al bilancio Giulio Rec sottolinea che il bilancio è stato reso operativo prima dell'inizio del nuovo anno, rispettando le scadenze di legge. Questo risultato positivo è stato ottenuto grazie alle azioni intraprese nel 2023, consentendo di evitare aumenti delle tasse e garantendo gli stessi livelli di servizi, in particolare quelli destinati alle fasce più deboli della comunità. Attualità. Alto Trevigiano Servizi si dedica al potenziamento del servizio idrico integrato con un investimento di quasi 49 milioni di euro per il potenziamento di acquedotti, fognature e impianti di depurazione. La gestione territoriale rileva annualmente circa 2.500 perdite occulte, equivalenti a 1,5 milioni di metri cubi d'acqua, spesso segnalate solo attraverso bollette con consumi sproporzionati. Per contrastare tali perdite, ATS promuove controlli regolari dei contatori e ha istituito il fondo volontario Acqua per Te, che agevola gli utenti coprendo i costi delle riparazioni per perdite occulte e bollette con consumi eccezionali. Questa iniziativa offre agli aderenti un abbuono annuale, contribuendo a mitigare i costi aggiuntivi e rappresenta un importante passo verso la salvaguardia della risorsa idrica e la promozione di un futuro sostenibile per la comunità. Cronaca. Una situazione di emergenza si è verificata nella notte scorsa a Casale sul Sile, dove il fiume Sile ha tracimato in diversi punti della Restera, allagando strade, cortili, giardini e lambendo abitazioni e attività commerciali. L'intervento tempestivo della Protezione Civile, del Genio Civile e di volontari ha evitato danni maggiori, ma ora si cercano spiegazioni per capire le cause di questo improvviso aumento di livello dell'acqua. Il sindaco Stefania Golisciani ha richiesto chiarimenti al Genio Civile di Treviso, che ha convocato un vertice con i sindaci di Silea e Casier per affrontare la situazione. Si ipotizza un possibile problema in un cantiere lungo il fiume o un'interruzione nelle comunicazioni degli enti gestori del bacino. Nonostante le piogge, il sindaco sostiene che la quantità d'acqua caduta non avrebbe dovuto causare l'esondazione, considerando che in altre zone non sono stati riscontrati problemi. La questione sarà approfondita nel prossimo incontro per garantire misure preventive in futuro. Cultura. Nell'ambito del Festival della Cultura di Moriago della Battaglia, la pittrice e docente Savina Capecci presenta la sua personale mostra Palcoscenico privato. I colori intensi dipingono le sfumature dell'animo umano, esplorando esitazioni, paure e incertezze in una dimensione sottile che riflette malinconicamente il nostro tempo. L'esposizione si terrà dal 13 al 28 gennaio presso la Casa del Musichiere con ingresso libero per il pubblico.